Buongiorno a tutti, eccoci qui come ogni 15 giorni per gli aggiornamenti sulle ultime visite, escursioni e le prossime. Allora, per quanto riguarda le ultime 2 settimane è stato un periodo molto ricco, perché sono stato a Rovereto, ci sono stato per la gara di mio figlio, lì ho visitato una gigantesca fabbrica degli anni '20, costruita negli anni '20, con la propria centrale idroelettrica, una cosa mostruosa, non ho mai visitato una fabbrica simile. So che è un luogo civile, però comunque ha sempre delle valenze storiche in quanto costruito nel ventennio e costruito come sapevano costruire in quel periodo. Io ci sono entrato e non c'era nulla di pericolante, era perfetta. Poteva ricominciare la produzione nel giro di qualche mese, dopo ovviamente dei lavori, ma le strutture erano perfette, perfette, tranne le palazzine esterne che comunque erano palazzine normali, però gli edifici principali che erano lunghi 500, 300 e 150 metri erano mostruosi, cemento, mattoni, costruiti come Dio comanda. Comunque, dopo questa visita, dopo Forte Kerle e dopo un'altra visita civile che ho fatto in una specie di convento, e praticamente domenica sono stato al raduno del settimo Cuneo, dove ero stato invitato. Un gruppo bellissimo, persone stupende, una giornata memorabile, anche commovente per i racconti di chi ha partecipato al raduno e di chi ha raccontato i fatti avvenuti durante il terremoto del 76. Siamo stati alla Goi Pantanali, siamo stati a quel che resta, ovvero una spianata della Dino Chiaradia di Artegna, e per me è stata un'esperienza bellissima, ovviamente anche per i partecipanti, ma per me, dico per me perché io non ero mai stato ad una commemorazione simile, veramente ho sentito stringersi il cuore durante i racconti. Io vi consiglio di vedere ovviamente i 2 video che ho pubblicato, uno sulla Goi Pantanali, uno sulla Chiaradia. In questo momento è in produzione, sta per essere pubblicato il video definitivo, il documentario. Sarà un documentario di 1 ora con foto, i 2 documentari della Chiaradia e della Pantanali, in più un pezzo iniziale di presentazione e in più ho fatto anche le sigle iniziali e le sigle finali con tanto di musiche, titoli e ringraziamenti a chi ha fatto, a chi ha partecipato. Quindi sarà un vero e proprio documentario in stile TV. Ovviamente io sono Pietro Asara, non sono Folco Quilici o non sono Piero Angela, quindi non vi aspettate effetti speciali. Però non pensavo di riuscire a fare una cosa così bella, così professionale. Io spero che vi piaccia. Lo pubblicherò se tutto va bene oggi, perché sono 4 giorni che sto cercando di pubblicarlo, ma mi accorgo sempre che c'è un problema, o problemi di copyright, o problemi che non viene centrata qualche immagine, perché ci sono molte foto al suo interno. E insomma c'è sempre un problema. Adesso sto, proprio in questo momento, facendo il montaggio audio-video, l'ultimo. Se tutto va bene, fra 1 ora, 1 ora e mezza sarà pubblicato il documentario ed è il mio primo documentario vero. Spero che non sia l'ultimo. Come aggiornamenti futuri invece ho l'ultima notizia da darvi. Il 30 settembre sarò a Trieste a vedere la caserma Vittorio Emanuele III, che per me è la più bella caserma italiana o una delle più belle. Sono stato invitato dal presidente delle Cravatte Rosse tramite il vicepresidente che ho conosciuto al raduno del settimo Cuneo, Enrico. Devo ringraziare tutti e 2 ovviamente, ma lo farò di persona quando sarò lì. Gruppo di persone splendide, appassionate di storia come me, e niente, persone veramente eccezionali, e le ringrazierò di persona il 30 settembre, dove ci sarà anche il raduno del settimo Cuneo, quindi sarà una specie di gemellaggio. Le Cravatte Rosse erano venute al settimo Cuneo, il settimo Cuneo andrà al raduno delle Cravatte Rosse. Cosa devo dirvi? Ieri con mio figlio abbiamo scoperto questa funivia che porta al Monte Scimas, roba della base NATO, frequentata dai BAM, e questa è stata una cosa inaspettata di ieri. Ieri ho fatto 6 caserme, abbiamo fatto con mio figlio 6 caserme,
tutte e 6 chiuse, inaccessibili o inesistenti. Purtroppo non è andata bene, però mio figlio, durante un'inversione a U, di fronte a quella che doveva essere la polveriera di San Leopoldo, abbiamo trovato questo luogo che mi è subito sembrato un luogo militare, e così abbiamo fatto questo video che poi alla fine si è rivelato proficuo, perché effettivamente tramite un amico, il grande Mirko di Spinea, che ringrazio, e anche altre persone che sono intervenute, per fortuna abbiamo capito che luogo era, perché, ripeto, è facile dire ma non sapevi che era quel luogo, però io no, non sapevo che era quel luogo, perché io quando sono arrivato lì ho aperto Google Maps e non mi dava niente, mi dava questo edificio, ma non mi diceva cos'era, e onestamente non c'era neanche su nessuna delle 2 liste che avevo di caserme friulane. Quindi questi sono luoghi difficili da identificare. Poi è ovvio che se qualcuno ha studiato la storia riferita a quel luogo saprà tutto, è ovvio, è normale, perché se tu conosci la storia di quel luogo, già da prima è facile dire ma io la sapevo, ma si trova in internet, ma si trova in internet se sai il nome, ma se tu non sai il nome, perché non c'è un nome, perché non esiste, io sfido chiunque a capire che luogo sia. Io pubblico questi video, ragazzi, so che a molti di voi piacciono, se a qualcuno non piace, libero di non vederli. Alla fine anche YouTube è social come Facebook. Se a te non piacciono i miei video, non li guardi. Io giro questi luoghi, alcune volte rischio anche la vita, rischio di farmi male, mi diverto e faccio dei video. Ogni 100 persone che li apprezzano, 150, ce n'è uno che mi critica. Ci stanno le critiche, ci stanno, io le accetto, per carità, perché io so di essere ignorante, come dico sempre, in materia. Perché ignoro questi luoghi, perché non li conoscevo. Io fino a 2 anni fa non sapevo neanche che in Friuli ci fossero più di 10 caserme, per dire, perché io fino a 2 anni fa non avevo questa passione. Non avevo questa passione. Poi se invece voi vi mettete a farmi delle domande, faccio un esempio, sulla tecnologia, sui computer, sul calcio o sui coltelli, e allora vi rispondo. Lì non so tutto, però so molto, perché ognuno ha i suoi argomenti in cui è più forte, in quelli in cui è meno forte, in cui gli argomenti in cui sei meno forte, ignori alcune cose, è normale, nessuno sa tutto. Io sto imparando tante cose molto velocemente, però ancora ho delle carenze che spero non pregiudichino la bellezza dei miei video. Detto questo, mi sono dilungato molto quest'oggi, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo aggiornamento e ci risentiamo tra circa 15 giorni per le prossime novità. In settimana, la prossima settimana, perché ormai questa è finita, prossima settimana dovrei andare a vedere qualche forte, qualche luogo della prima guerra mondiale, non troppo vicino, non troppo lontano da qui, perché ho fatto 1 miliardo di chilometri ultimamente, e quindi andrò in qualche luogo vicino che mi manca, resterò in Veneto probabilmente, o al confine col Trentino. Io vi saluto tutti, vi ringrazio sempre perché siete sempre tanti che mi seguite. Buona giornata a tutti e buona domenica.